Bene, grazie, buonasera. Cominciamo questo terzo incontro del quarto ciclo Infrastrutture di trasporto e territorio che riguarderà il tema Aeroporto di Venezia, la ripresa post-pandemia, traffico, potenzialità di sviluppo e progetti. L'incontro, in particolare tutto il ciclo, è organizzato da Ateneo Veneto insieme alla rivista Trasporti e Cultura. Ringrazio, oltre che Ateneo Veneto che ci ospita, anche la dottoressa Facchinelli per Trasporti e Cultura, ed è organizzato insieme al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell'Università di Padova. Inoltre ha il patrocinio dell'Associazione Italiana Ingegneria del Traffico e dei Trasporti, del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, dell'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia, del Centro Regionale Studi Urbanistici del Territorio, l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Venezia. Il convegno sarà articolato in questo modo: ci saranno dei brevi saluti di apertura, poi seguiranno 3 presentazioni, una verrà effettuata dal sottoscritto, una dall'ingegner Corrado Fischer del gruppo Save e una dall'architetto Anna Buzzacchi del Consiglio Nazionale Architetti. Allora, l'oggetto del convegno, prima di iniziare, poi lascio la parola ai nostri ospiti per i saluti. Il convegno, terzo ciclo di incontri infrastrutture di trasporto e territorio, vuole essere un momento di approfondimento e formazione sul tema delle infrastrutture aeroportuali, con riguardo al loro sviluppo nel territorio veneto, quindi in maniera specifica riguarda la nostra regione. A partire dalla ripresa post-pandemia, i relatori illustreranno la situazione attuale, i traffici nello scalo veneziano, in quelli vicini, in quelli del sistema aeroportuale del Veneto. Sarà approfondito il tema dello sviluppo futuro di queste infrastrutture, evidenziandone prospettive e potenzialità nei prossimi anni, con particolar riguardo alla gestione sostenibile del territorio e la trasformazione del paesaggio. Saranno anche illustrati, seppure sinteticamente, alcuni interventi che sono stati pianificati per lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali del Veneto. Per iniziare darei la parola al consigliere dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Venezia, Andrea Rumor. Dovrebbe venire qui, grazie. Le lascio il mio posto. Grazie. Allora, sarò brevissimo. Buongiorno a tutti, a chi c'è e anche a tutti i colleghi che sono collegati. Vi porto i saluti del Presidente Beraldo, che è impegnato in altro evento fuori città, e dei consiglieri tutti dell'Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Città Metropolitana di Venezia. Ringrazio l'Ateneo Veneto e il Dipartimento di CEA di Padova, e ringrazio la rivista Trasporti e Cultura, la dottoressa Facchinelli, e già anche gli altri eventi io ho partecipato. Io sono un pianificatore, non sono un architetto, e forse anche il taglio che viene dato, forse un leitmotiv che c'è, una parola che potrebbe condurre fino al terzo evento. Nel primo si è parlato di stazioni di aree ferroviarie, nel secondo si è parlato di infrastrutture di trasporto, di strade, sostanzialmente di autostrade, oggi si parla di aeroporti. È comunque la pianificazione e come si comportano queste infrastrutture con il territorio. Quindi il ciclo è interessante e ovviamente è doppiamente interessante per me, per la professione che faccio. Io
quando penso all'aeroporto di Venezia ho sempre nelle orecchie quello che dicono i miei amici di altre città, che siamo fortunati che abbiamo un aeroporto praticamente in città, a 5 minuti dalle zone abitate, e chi è veneziano sa anche che ha dei vantaggi innegabili, nel senso che si arriva velocemente, si arriva con i mezzi molto molto velocemente. Ci sono anche poi invece delle esternalità sul territorio importanti, in positivo e in negativo. È un aeroporto di rilevanza intercontinentale, come dice il piano nazionale dell'ENAV. Certamente è un nodo importante che insieme ad aeroporto e ferrovie fanno l'ossatura di questo territorio, sono l'ossatura di questo territorio. Non è un caso che nascono tutti, anche l'aeroporto è stato costruito dal pubblico, nel senso che è stato costruito dallo Stato. Io ho delle foto della prima pietra nell'archivio dell'allora provveditorato al porto, quindi o gli ingegneri o il provveditorato stesso ha contribuito alla progettazione originale alla fine degli anni 50. Non è un caso, credo appunto, che si investisse in quegli anni, siamo in pieno boom economico, si investisse sulle infrastrutture per lo sviluppo del territorio. Poi la cosa è evidentemente decisamente evoluta, perché oggi l'aeroporto è a gestione privata, è stato ampiamente rivisto, tra l'altro all'inizio degli anni 2000 è stato rivisto sul progetto di un nostro iscritto, l'architetto Giampaolo Marchi, è stato recentemente premiato per gli oltre 60 anni di attività, quindi è un nostro decano a tutti gli effetti. Noi abbiamo intrapreso dall'anno scorso questa modalità di andare sul territorio con l'ordine a premiare i nostri iscritti da oltre 40 anni, e lo faremo prima dell'estate anche a Venezia Centro Storico, ed è un piacere vedere anche questa gente questi colleghi che hanno fatto la storia di questo territorio, e non solo, perché non si lavora solo su Venezia. Per mia deformazione professionale, quando penso all'aeroporto penso all'accessibilità. Oggi quando ci passo penso, cavoli, quanti parcheggi, perché è un tema forte, nel senso che i parcheggi di interscambio per andare in aeroporto sono da un lato un affare economico, dall'altro una necessità, perché oggettivamente si va in aeroporto, l'aeroporto non è l'aeroporto di Venezia, non è nemmeno l'aeroporto del Veneto, è un aeroporto che ha una valenza decisamente sovraregionale, quindi si arriva da fuori e quindi ha altre valenze. Probabilmente cambierà qualcosa con la bretella ferroviaria, che però avremo tra qualche anno, quindi vedremo. È certo che il territorio si è conformato alla presenza di questo aeroporto che diventava sempre più interessante. Se non ricordo male, una decina di milioni solo di passeggeri l'anno scorso, quindi ha ripreso il trend positivo pre-Covid, per capirci, e sono stati fatti, credo anche non ho la data precisa in testa, sono una ventina, 20-22 anni fa, anche la bretella aeroportuale stradale, bretella autostradale, quindi l'aeroporto si è conformato alla il territorio si è conformato alla presenza dell'aeroporto, un aeroporto che è stato costruito in un'epoca appunto di espansione, per cui perdonatemi il passaggio, il paragone forte, ma è così. Se guardate i piani urbanistici è così come la zona industriale, che è tutta stata costruita asciugando la barena, l'aeroporto è stato costruito in barena, asciugando le barene della laguna, per cui era un altro momento, era un altro periodo. Oggi probabilmente queste cose non si farebbero, ma in quel momento l'onda lunga della Grande Venezia di inizio Novecento arrivava anche a fine Novecento, nel periodo del boom economico, e quindi l'infrastruttura era sinonimo di sviluppo e di progresso. L'aeroporto ha certamente quelle che in termini trasportistici si chiamano esternalità, e quindi ha benefici positivi e negativi. Certamente positivi: attività economiche, occupazione, vicinanza anche per noi cittadini che siamo vicini all'aeroporto, ci andiamo velocemente, per carità. Anche esternalità negative, perché vanno dal rumore, appunto dal traffico, dal fatto che c'è bisogno di nuove infrastrutture, di consumare suolo per arrivarci decentemente.
Vi lascio con un paio di agli spazi di servizi di cui ha bisogno. Difatti è voluto anche il ruolo del gestore dell'aeroporto, che fa anche altro, e anche se non credo sia sviluppatissimo, dati che ho l'aspetto dell'hub per le merci, che potrebbe essere sviluppato probabilmente molto di più, e nelle more di capire le nuove frontiere del futuro, ma vicinissimo futuro, perché in altre città ci sono già dei trasporti delle piccole merci con i droni, quindi con queste nuove tipologie, modalità di trasporto e di organizzazione dei trasporti. Io non ho ben chiaro quale possa essere l'area. In realtà sapete che Venezia gestisce anche l'aeroporto di Treviso, quindi è evidente l'asse, però quando penso al sistema aeroportuale non posso non pensare anche a Verona, perché di fatto è un triangolone che prende dentro tutto il centro Veneto praticamente, quindi in termini di territorio, di urbanistica, di pianificazione questo va pensato, e probabilmente quello è il livello di pianificazione. Io fermo là, perché altrimenti dovrei fare io l'intervento oggi per discutere di questo. Ringrazio nuovamente gli organizzatori, ringrazio l'Ateneo, l'istituzione che ci ospita, e risaluto i colleghi che sono collegati e sono presenti. Grazie. Ecco, ora credo che per Ateneo Veneto forse non ci sia nessuno, per cui possiamo dar seguito alle presentazioni. Abbiamo 3 presentazioni in scaletta. La prima è la mia. Io sono Marco Pasetto, sono professore di strade, ferrovie e aeroporti presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale in Università di Padova. Sono anche direttore del Master di Pianificazione, Progetto, Costruzione e Gestione di Infrastrutture aeroportuali, sempre presso l'Università. La mia presentazione, dovremmo essere a posto. Allora, come dicevo, la mia presentazione vuole un po' fare il riassunto di quello che è successo al trasporto aereo prima e dopo l'emergenza sanitaria che ci ha colpiti a partire dal 2020. Farò prima un inquadramento di carattere generale, poi parlerò della situazione nel Veneto in particolare e di come sia stato in qualche modo colpito il trasporto aereo nella nostra regione per il sistema aeroportuale del Veneto, e poi vedremo anche quali siano i possibili sviluppi del trasporto aereo in linea generale, e poi nelle presentazioni successive verrà meglio tratteggiato ciò che è destinato ad accadere nella regione. Allora, partiamo dall'antefatto. Anno 2019, ma 2019 può significare anche gli anni precedenti. Vivevamo in una società nella quale, come sappiamo, non c'erano limitazioni al movimento, all'uso degli spazi, alle attività che si desiderava fare, ovviamente nei limiti della legge. Non si riteneva di essere quindi vincolati nella mobilità né in ambito urbano né in ambito extraurbano, né nelle brevi né nelle lunghe distanze, quindi tantomeno nell'ambito degli spostamenti aerei, come del resto in quelli marittimi, ferroviari. Questa era una situazione che conoscevamo, alla quale eravamo abituati per il fatto che ormai si protraeva da anni e che era stata messa in qualche modo a rischio o comunque penalizzata da alcuni episodi concentrati nel tempo, come possono essere gli attentati che si sono succeduti dal 2001 negli anni a seguire, 2001 Torri Gemelle e poi altri attentati nel resto del mondo, o ancora dalla crisi economica degli anni 2008, 10, 12. Però tutto sommato la società nella quale si viveva non conosceva particolari limitazioni, o perlomeno limitazioni come quelle alle quali poi ci siamo necessariamente abituati.
Nel 2020 è accaduto che partendo dalla Cina, poi nel resto del mondo, si è sviluppata l'emergenza sanitaria che ha cambiato completamente il nostro modo di vivere, ha ridotto in modo assoluto la mobilità, ha limitato gli spostamenti, ha limitato le relazioni, dal momento che per salvaguardare la salute era necessario ridurre i rapporti interpersonali. E evidentemente ciò che ne ha risentito sono molti settori, ma fra questi quello della mobilità, laddove c'era una condivisione dello spostamento come poteva essere nel trasporto aereo. Conseguentemente i movimenti degli aerei, la mobilità delle persone che utilizzavano il trasporto aereo è stata drasticamente ridotta, in alcuni casi anche annullata. Sono stati chiusi terminal aeroportuali, sono stati chiusi anche degli scali aeroportuali, i voli si sono ridotti, l'utilizzo degli aeromobili è stato limitato. Passati gli anni 2020-2021 le cose si sono progressivamente sistemate, alcune criticità sono state risolte, però sono perdurate alcune limitazioni, forse non tanto al movimento quanto alla libertà di movimento in autonomia e così come noi conoscevamo il movimento negli anni precedenti. Oggi cosa succede? Succede che tutto sommato ci si può nuovamente spostare e questo avviene, però dobbiamo confrontarci con altre criticità che potrebbero diventare anche di rilevanza assai importante negli anni futuri. Siamo di fronte a una guerra che è iniziata nel 2022 in Ucraina, siamo di fronte a crisi di carattere climatico e ambientale, abbiamo delle situazioni di siccità che colpiscono pesantemente anche il nostro Paese e quindi dobbiamo prepararci a degli scenari che possono in qualche modo andare a interessare il trasporto aereo. Quale sarà il nostro futuro? Questo chiaramente non siamo in grado di predirlo, però dobbiamo comunque cominciare a ragionare sulla possibilità che il trasporto aereo diventi qualcosa di diverso da ciò che era, da ciò che è stato negli ultimi 2 anni e da ciò che possiamo immaginare. Cosa possiamo immaginare? Possiamo immaginare tante cose, alcune sono realtà, altre lo sono meno, però certamente già negli anni che hanno preceduto la pandemia c'erano degli studi, delle ricerche, delle applicazioni che riguardavano soluzioni innovative da applicare nel movimento, nella mobilità per via aerea. Qui abbiamo alcune figure che rappresentano oggetti, obiettivi diversi che il trasporto aereo sta perseguendo. Andiamo da quello che forse è più facile da conseguire, che oggi è quasi una realtà, ed è quello del trasporto con drone, a partire da vertiporti o da aeroporti per lo spostamento di merci e di persone, fino alla mobilità con sistemi di trazione, di alimentazione alternativi che possono riguardare, come vedremo anche dopo, l'energia solare come anche l'energia elettrica o più verosimilmente l'idrogeno. E ci sono diverse aziende costruttrici di aeromobili, fra queste l'Airbus, che stanno puntando a mettere sul mercato e mettere in esercizio aeromobili che siano ad emissioni di anidride carbonica zero già per il 2035. Qual è la situazione che si è venuta a creare nel trasporto aereo in conseguenza della pandemia e che è la base della, speriamo, rinascita e crescita futura del trasporto aereo? La situazione è quella che è illustrata da alcuni grafici che adesso vado a mostrare. Il primo è tratto da un sito che è Flight Radar 24 e che evidenzia l'evoluzione del trasporto aereo nelle variazioni giornaliere
la legenda è sotto, quindi sposto. Nel periodo che va dal 2016 al 2020. Quello che vediamo è che a partire dal maggio 2016 c'è stato, pur con delle ondulazioni, delle variazioni, una crescita progressiva del trasporto aereo fino al 2019. Nel 2020 c'è stato il crollo dei movimenti, così come evidenziato nella parte destra della figura. Ecco, questo crollo è evidente anche in questo ulteriore grafico che evidenzia ciò che è accaduto invece nel 2020 per i voli commerciali e per i voli totali a partire da gennaio fino a marzo. In sostanza, quando si fa la differenza fra voli commerciali e totali si tiene conto dell'apporto che c'è al valore complessivo oltre che dei voli commerciali, dei voli charter, dell'aviazione generale, dei cargo, ed è questo il motivo per cui abbiamo curve differenti. In ogni caso, se andiamo a controllare il trend, si vede che per entrambi gli indicatori nel 2020 per almeno 2 mesi si è avuta una situazione abbastanza stabile, poi c'è stato il crollo che ha portato a ridurre a meno della metà i movimenti aerei di qualunque tipologia si parlasse. Diciamo che anzi la riduzione è anche superiore rispetto a quella che ho indicato. Qui abbiamo a confronto quello che è successo nel periodo gennaio-marzo del 2019-2020 e si vede come il 2020 in realtà fosse iniziato con buone prospettive, salvo poi subire una riduzione della mobilità, dapprima graduale e poi molto importante a partire dalla metà di marzo. Questo ulteriore grafico pone a confronto ciò che è accaduto invece in un periodo di tempo più ampio, che va da maggio 2016 a marzo 2020, ed evidenzia che di anno in anno c'è stato un incremento della mobilità. Questo incremento è stato addirittura via via crescente dal 2016 al 2020, lo sarebbe stato ancora di più nel 2020 se non ci fosse stato il radicale cambio di utilizzo del trasporto aereo a partire dal secondo-terzo mese dell'anno. Non esistono o comunque sono difficili da recuperare delle statistiche che siano dettagliate e comparabili riferite a tutto il periodo che va dal pre-pandemia al post-pandemia fino a oggi, per cui ho estratto una serie di grafici che sono rappresentativi di quello che è successo al trasporto aereo utilizzando fonti diverse. Nel caso precedente facevo riferimento a un sito che è quello che si occupa del monitoraggio dei voli in tutto il mondo. Adesso riporto 2 grafici che invece provengono da Eurocontrol, quindi sono relativi alla rappresentazione di ciò che accade in Europa e poi nel grafico superiore inferiore in Italia. In sostanza questi grafici permettono di seguire la variazione giornaliera dei voli nel 2019-2020 e ancora una volta permettono di comprendere ciò che è accaduto in termini percentuali, cioè permettono di valutare qual è stata la riduzione percentuale del traffico progressivamente nel corso del 2020. Quello che si vede è che a livello europeo la riduzione è stata piuttosto consistente a partire da marzo ed ha toccato l'85% e oltre. A livello italiano questa riduzione è stata anche maggiore, peraltro è durata più a lungo nel tempo, per cui l'Italia è stata interessata dagli esiti della pandemia in modo più serio di quanto non sia avvenuto nel resto dell'Europa.
In quest'altro grafico poniamo a confronto ancora i voli del 2019 e quelli del 2020 e anche in questo caso a livello su scala europea e su scala italiana. E in sostanza abbiamo un confronto delle considerazioni che sono state fatte poco fa. I dati più recenti li possiamo trovare sul sito ENAC. ENAC ogni anno produce un dossier nel quale esplicita con molto dettaglio quali sono le evoluzioni del traffico passeggeri, merci, aviazione generale in tutti gli aeroporti italiani. Purtroppo questi dati che sono stati pubblicati nell'ultimo periodo sono aggregati e quindi si perde in qualche maniera il dettaglio sul singolo aeroporto, però si possono comunque cogliere delle informazioni significative. Con riferimento al mese di gennaio 2023 si ha modo di vedere qual è la differenza di passeggeri in movimenti cargo rispetto al 2022 e rispetto al 2019. Se quel trend crescente che accompagnava il periodo pre-pandemia è stato interrotto, nel 2023 invece si è avuto un aumento nuovamente di mobilità rispetto al 2022, che già risentiva della crisi degli anni precedenti legati alla pandemia. Nella figura di destra vengono riportate considerazioni analoghe riferite ai 3 aeroporti che hanno una maggiore mobilità in Italia. Qui vengono riportati Roma, Milano e Bergamo, ma in realtà credo che il sistema aeroportuale del Veneto sia al terzo posto, prima di Bergamo, come mobilità, come movimenti e come passeggeri. In ogni caso, quello che si osserva è che a livello nazionale siamo ancora in deficit rispetto al 2022 per i voli appunto domestici, mentre per voli che riguardano altre destinazioni le situazioni sono un po' diverse. Il low cost è in calo rispetto al 22, mentre il volo tradizionale è in aumento. L'Italia ha relazioni con tutto il mondo. Queste relazioni però per l'84% riguardano, per quanto riguarda il traffico passeggeri, il nostro Paese e l'Unione Europea. Per il 6% i Paesi europei al di fuori dell'Unione Europea e quindi solo il 10% residuo si ripartisce fra origini e destinazioni del resto del mondo. Andando ad analizzare cosa è accaduto alla mobilità con riferimento alle origini e alle destinazioni, quello che si può rilevare è che a livello europeo c'è stato nel 2023 in Italia un aumento della mobilità riguardante appunto le destinazioni del nostro continente, che però è stato molto inferiore rispetto all'aumento della mobilità che ha riguardato altre destinazioni in altri continenti, dove si è arrivati, soprattutto per quanto riguarda l'Asia del Pacifico, addirittura a quadruplicare la mobilità rispetto all'anno scorso. Per quanto riguarda invece il confronto rispetto al 2019 abbiamo tutti valori negativi che riguardano praticamente la totalità delle destinazioni e in modo più spiccato ancora i paesi dell'Asia del Pacifico e del Sud America. Veniamo all'Italia. Per l'Italia ho riportato alcuni dati che però non sono quelli attuali, perché se vogliamo controllare cosa succede nell'intero anno dobbiamo risalire a statistiche che sono un po' datate e quindi da fonte ENAC risultano i dati di Venezia al 2021. Direi che ci si può concentrare sul grafico inferiore, il quale evidenzia come il numero di passeggeri si sia drasticamente ridotto nel 2020 e 2021
infatti era dell'ordine dei 3 milioni circa, 3 milioni e mezzo, rispetto a quello che era nel periodo pre-pandemia. La cosa che è interessante osservare è che c'è stata una riduzione più sensibile nel numero di passeggeri che non nel numero di movimenti, perché il numero di movimenti è diventato tra il 19 e il 21 pari a 1/3, mentre il numero di passeggeri è diventato circa pari a 1/4. In ogni caso i numeri di Venezia pre-pandemia erano estremamente importanti, perché si parlava di una mobilità di 11 milioni e mezzo di passeggeri per circa 93.000 movimenti. Per Verona Villafranca si ha sostanzialmente un trend similare, anche se i numeri sono differenti. L'aeroporto ha un numero di movimenti che è circa 1/3 e di passeggeri che è pure 1/3 di quelli di Venezia. Non ho riportato grafici per Treviso, per il fatto che Treviso è stato interessato anche da una parziale chiusura nel periodo. Per concludere poi ho riportato questa tabella che è tratta da fonte Asse Aeroporti, tabella che evidenzia però come le prospettive di crescita degli aeroporti del sistema Veneto siano molto più rilevanti di quelle dei rimanenti aeroporti. Intanto si può vedere, ponendo a confronto i dati del 2022 rispetto al 21 e al 19, che negli aeroporti del Veneto c'è stato un incremento di movimenti e di passeggeri che supera sempre la media nazionale e in alcuni casi in modo molto ampio. In particolare per Venezia c'è stato un raddoppio dei movimenti e un incremento del 170% rispetto al 2021 della mobilità passeggeri, arrivando a numeri che sono dell'ordine dei 9 milioni e 3. Qui parliamo del 22. Detto questo, quali sono le prospettive future della mobilità aeroportuale? Vengo alla seconda parte della mia presentazione, che sarà sintetica, anche perché toccherò alcuni aspetti tecnici che per forza di cose saranno descritti in modo abbastanza superficiale. Allora, le prospettive del trasporto aereo sono di varia natura, riguardano sicuramente l'ambito infrastrutturale ma anche l'ambito aeronautico. In ambito infrastrutturale ci sono studi, ricerche, sperimentazioni, applicazioni di nuove tecnologie che investono gli aspetti più disparati, come ad esempio la resistenza delle sovrastrutture aeroportuali, con particolar riguardo alle diverse sollecitazioni dovute anche ad aerei sempre più pesanti e sollecitanti nei confronti appunto delle pavimentazioni. Ci sono aspetti che riguardano le caratteristiche funzionali, l'implementazione di sistemi di gestione delle pavimentazioni. Altre prospettive possono riguardare l'applicazione di dispositivi di decelerazione progressiva per aumentare la sicurezza negli aeroporti in caso di sinistro aereo in fase di decollo, di atterraggio, e mi riferisco in particolare a interventi sulla cosiddetta RESA, Runway and Safety Area. Prospettive di implementazione di metodologie di valutazione del rischio e di progetto di zone di pubblica sicurezza intorno agli aeroporti, cosa che peraltro è già implementata dalla normativa internazionale ma anche dalla normativa dell'ENAC. Ci sono dei progressi sul fronte dell'impatto ambientale correlato con l'esercizio aeroportuale e con la costruzione, prima ancora, delle infrastrutture aeroportuali. Oggi si punta molto sulla sostenibilità e quindi sull'uso di materiali alternativi, materiali a basso impatto, materiali poco inquinanti, oppure il riuso e il riciclo di sottoprodotti o di materie alternative. Ci sono ancora studi che riguardano applicazioni del cosiddetto BIM, Building Information Modeling,
che è un sistema di arricchimento della progettazione mediante delle informazioni che riguardano le infrastrutture informazioni che possono essere trasferite alla progettazione, possono essere caricate sulla progettazione, che riguardano non solo gli aspetti grafici, geometrici, compositivi, ma anche quelli prestazionali delle infrastrutture stesse. Molto rapidamente cito alcune applicazioni che sono in corso o che possono trovare impiego nell'ambito aeroportuale, come il ricorso al controllo satellitare dello stato delle infrastrutture aeroportuali per poter ottimizzarne la manutenzione, oppure gli studi di rischio di cui ho fatto cenno prima, oppure la realizzazione dei dispositivi ad accelerazione progressiva che permettono di frenare, sono i cosiddetti letti di arresto, che permettono di frenare gli aeromobili in spazi brevi nel caso di svio o di atterraggio lungo o di problematiche in fase di decollo. E ancora l'utilizzo del BIM di cui dicevo prima. E infine ci sono ancora studi che riguardano la modellazione dell'interazione fra aeromobile e pavimentazione, e attività che sono abbastanza recenti, l'utilizzo di materiali a elevata resistenza, elevate prestazioni, con cui costruire le pavimentazioni aeroportuali, che permettono di eseguire interventi di manutenzione in una notte, essendo la manutenzione uno degli aspetti più critici nell'ambito aeroportuale, visto che l'aeroporto non può normalmente essere chiuso al traffico aereo, non può essere limitato nell'esercizio, e quindi richiede delle opere degli interventi di manutenzione che permettano un ripristino immediato delle sovrastrutture. Ad esempio, quello che si vede in questa immagine è il transito di un mezzo pesante su un calcestruzzo confezionato appositamente per una pavimentazione aeroportuale, destinata ad essere riaperta dopo sole 3 ore dalla stesa del calcestruzzo stesso. Quindi sono materiali che acquisiscono livelli di resistenza in tempi brevissimi e che permettono di riaprire le infrastrutture al traffico. In ambito aeronautico le principali innovazioni, di cui probabilmente in parte si parlerà anche nelle successive presentazioni, riguardano l'utilizzo di droni nella ispezione e nella manutenzione delle infrastrutture aeroportuali, essendo l'attività ispettiva e manutentiva estremamente importante per la sicurezza del traffico aereo, l'utilizzo fuori aeroporti di droni per il recapito di merci, soprattutto oggi che è possibile acquistare a distanza i prodotti, l'implementazione di vertiporti, e questo sarà sicuramente oggetto di trattazione in seguito, per cui passo oltre, la costruzione di aerei che hanno forme di alimentazione diverse da quella attuale, motori elettrici per voli regionali principalmente, ci sono sperimentazioni, impieghi in Israele ma anche in altri paesi del mondo, motori ad alimentazione con energia solare, sviluppo di aerei con alimentazione a idrogeno liquido, e qui siamo in quel campo di applicazioni di cui parlavo prima e che dovrebbe portare all'esercizio del primo aeromobile per il 2035 per voli commerciali, alla sperimentazione, ma questo è tutta un'attività di nicchia che si suppone non abbia almeno nel trasporto commerciale grande utilizzo, la sperimentazione di aeromobili ad ala battente, come mostrati nell'immagine che sta scorrendo. Ma poi ci sono anche a livello di controllo del traffico aereo delle innovazioni. Una di queste è già stata introdotta ed è quella della free route, cioè la possibilità per il pilota in determinati ambiti, questo può accadere in Europa dal 1 gennaio 2022, di costruire delle rotte autonome secondo le direttrici più immediate, senza seguire delle aerovie obbligate che
costringano il pilota a percorrere con maggior consumo di carburante e maggior inquinamento tratte più lunghe. Ecco, con questo io concludo la mia presentazione che aveva l'obiettivo di essere un'introduzione ai temi di maggior dettaglio e molto più calati sulle problematiche di interesse del territorio, presentazioni che ora seguiranno. Vi ringrazio per l'attenzione. Allora, la prossima presentazione, che riguarda Aeroporto Marco Polo, crescita e sostenibilità, sarà tenuta dall'ingegner Corrado Fischer del gruppo Save. L'ingegner Fischer è laureato in ingegneria meccanica presso l'Università di Padova, si è laureato nel 1986, ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali principalmente nel settore automobilistico, lavorando anche in Ferrari Automobili SpA. Dal 2009 lavora in Save SpA, dove ricopre il ruolo di direttore operativo, Chief Operating Officer, per le attività aeroportuali del gruppo. È amministratore delegato di Air3 SpA, gestore aeroportuale dell'aeroporto di Treviso, che svolge prevalentemente attività finalizzata all'erogazione di servizi. Save SpA, costituita nel 1987, è la holding di un gruppo che opera principalmente nella gestione degli aeroporti. La società gestisce direttamente gli aeroporti di Venezia e Treviso, detiene circa il 48% dell'aeroporto belga di Charleroi e circa il 43% dell'aeroporto Valerio Catullo di Verona. Società Verona SpA, società che gestisce gli aeroporti di Verona e Brescia, Brescia Montichiari. Un passaggio che ha condotto alla costituzione del nuovo polo aeroportuale del nord-est, Venezia, Treviso, Verona, Brescia, è quello che si è avuto tra gli aeroporti italiani. Quello di Venezia in particolare negli ultimi anni è cresciuto in termini di traffico e oggi è fra i primi aeroporti più importanti. Come dicevo, prima della pandemia era al terzo posto, attualmente è lì, se la batte con Bergamo. Cedo la parola all'ingegner Fischer. Bene, buonasera a tutti, ringrazio Ateneo Veneto, la dottoressa Facchinelli, porto i saluti del presidente Marchi che è impegnato in altre cose e di tutta Save. Allora ringrazio anche il professor Pasetto perché ha fatto un'introduzione che rende, diciamo, un pochino più facile il mio compito qui di descrivervi per sommi capi che cos'è l'aeroporto Marco Polo e quali sono un po', diciamo, ciò che abbiamo fatto e quali sono i nostri sviluppi futuri. Ricordo sempre, anche se magari è noto a tutti, ma è importante dirlo, gli aeroporti italiani sono sempre aeroporti di proprietà dello Stato, quindi il proprietario degli aeroporti è sempre l'ENAC, quella con la C, non quella con la V, cioè l'ente nazionale aviazione civile, che è il braccio, diciamo, aeronautico del Ministero dei Trasporti. Poi per concessione dell'ENAC a vari individui, società di gestione che possono essere pubbliche o private, ormai prevalentemente sono tutte private, in funzione di quanto è definito dal codice della navigazione, il concessionario assume la responsabilità dello scalo, deve proporre all'ENAC che deve approvare investimenti, sviluppi e quant'altro e gestire lo stesso in totale sicurezza. Allora, questa è una slide che ci indica, come si diceva anche prima, quello che è stato un po' lo sviluppo di Venezia, Treviso, Verona. Non abbiamo indicato qui Brescia perché Brescia è lo scalo dove noi stiamo studiando e stiamo sviluppando sostanzialmente il cargo. Qui oggi parliamo più degli aeroporti destinati al traffico passeggeri. Si vede che effettivamente tutte e tre le sedi complessivamente hanno una copertura molto molto capillare di tutto quello che è l'Europa, ma anche parte del Far East, il Middle East, gli Stati Uniti e quant'altro. Quindi complessivamente i tre scali hanno 156 destinazioni, 56 paesi collegati e 54 compagnie aeree.
I numeri un pochino più di dettaglio, ma che erano già descritti prima, quindi sarei anche veloce, dopo se ci sono domande ovviamente siamo a disposizione. Venezia nel 22 ha gestito 9,3 milioni di passeggeri, assieme a Treviso è il terzo sistema aeroportuale italiano, ed è lui, come Venezia, il terzo scalo intercontinentale italiano, quindi i 3 scali definiti dal Piano Nazionale degli Aeroporti dell'ENAC per il traffico intercontinentale sono Roma, Milano e Venezia. Abbiamo 4 carrier basati, Ryanair, Wizz, Volotea e Easy, grosso modo 119 destinazioni con 46 compagnie aeree, quindi un traffico e un mix tutto sommato direi ragguardevole. Il 76% del nostro traffico è internazionale, e così per curiosità il travel for business, quindi chi viaggia per affari è il 18%, e il resto viaggia per leisure o VFR, che sarebbe Visit Friends and Relatives, quindi comunque visite non prettamente di lavoro. Per quanto riguarda le destinazioni a lungo raggio, noi abbiamo voli solo nella stagione summer per il Nord America, invece abbiamo per tutto l'anno voli verso il Middle East, in particolare Dubai. Se guardiamo Verona, è a 3 milioni di passeggeri, ha 84 destinazioni con 26 carrier che operano, quindi anche lì comunque c'è un mix abbastanza importante. Treviso invece ha pochi carrier, però fa parecchi passeggeri, perché nel 2022 ha sfiorato già i suoi limiti, che erano quelli del 19 a 3 milioni 250, siamo andati a 2 milioni e 6, e ci sono 65 destinazioni. Treviso è sostanzialmente un aeroporto per l'80% Ryanair, poi c'è Wizz Air, anche un po' di più dell'80%, poi c'è Wizz Air e pochissimo altro. Come diceva prima il professor Pasetto, era interessante vedere, dopo il Covid abbiamo visto anche noi che i movimenti e il load factor sono andati in maniera un po' contraria, cioè la gente ha viaggiato di meno rispetto a quello che sono calati i movimenti, perché c'era più paura. Poi c'è stata un'inversione e adesso vediamo un load factor, quindi la quantità di posti occupati rispetto ai posti disponibili in fortissima crescita. Per agganciarmi anche a quanto detto prima, per noi, come credo tutti voi abbiate visto e notato, perché essendo tutti della zona avrete vissuto anche le vicissitudini dello scalo, adesso magari ci riferiamo in particolare a Venezia, gli anni del Covid sono stati sicuramente anni molto difficili, in particolare il primo, quando c'è stata la chiusura totale, noi avevamo solo la continuità territoriale su Roma, quindi avevamo un volo al giorno, che tra l'altro portava forse 10 passeggeri, quindi sono stati le foto corse prima, ogni volta che le vedo mi fanno un po' la pelle d'oca, perché è stato un periodo molto 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 difficile. Treviso addirittura l'abbiamo chiuso per quasi a metà del 21, l'abbiamo riaperto proprio sulla metà dell'anno, perché il traffico era sostanzialmente azzerato. Poi c'è stata una ripresa molto veloce e nel 22, come dicevo, abbiamo già quasi sfiorato il nostro limite per quello scalo. Allora, se adesso usciamo un po' dal discorso del traffico e trattiamo dei temi di sostenibilità e di approccio verso il territorio del gruppo SAVE, qui abbiamo voluto riportare alcune cose interessanti, perché la prima cosa che vorremmo in qualche modo puntualizzare, se mi permettete, è che noi come gruppo ci siamo mossi in termini di sostenibilità e di integrazione con il territorio ben prima del Covid, e adesso tutti se ne parla e bisogna spingere in questa direzione, perché effettivamente la situazione internazionale, e l'aeroporto vive di come vanno le situazioni internazionali, è molto critica. Si diceva prima, usciti dal Covid ci sono state tutta un'altra serie di criticità, il conflitto in corso, la siccità, quindi bisogna muoversi in una certa direzione, però noi ci eravamo mossi prima. Se vedete, noi già nel 21 eravamo Carbon Accredited 2+, e poi abbiamo avuto nel 22 il livello 4+,
abbiamo lavorato, che sono livelli che vengono ottenuti in funzione di certe caratteristiche e parametri che vengono valutati da enti certificatori esterni relativamente appunto alla capacità dello scalo di contribuire ad un abbattimento importante dell'anidride carbonica. Abbiamo lavorato sempre molto anche sul welfare dei nostri dipendenti, sul training. Vedete, lì abbiamo messo 17.000 ore di formazioni erogate, abbiamo incrementato il nostro numero di addetti, insomma c'è tutta una serie di azioni che noi riportiamo annualmente nel nostro bilancio secondo i criteri del ESG, quindi Environmental, Social and Governance, che sul bilancio sociale che noi tutti gli anni pubblichiamo sono chiaramente indicati, perché riteniamo che l'aeroporto abbia un impatto enorme sul territorio per quanto riguarda l'occupazione e lo sviluppo del PIL del territorio stesso. Ecco, ricordo che normalmente il parametro che è considerato universalmente oggettivo e che effettivamente per noi vale, dice che grosso modo per ogni 1 milione di passeggeri ci sono 1000 posti di lavoro che si creano, 1000 posti che sono posti di lavoro diretto, indiretto, catalitico e indotto. Quindi sono ben definite dalle norme internazionali questo tipo di parametrizzazione per quanto riguarda i livelli di occupazione, perché evidentemente se un aeroporto funziona bene e porta business, anche le aziende che lavorano in quel territorio aumentano il loro business grazie al fatto che c'è un aeroporto. Allora, c'è tutta una serie di parametri, di moltiplicatori, questo sarebbe di quelli che citavo prima il catalitico, che però confermano numeri molto importanti portati da un aeroporto, che evidentemente poi ha tutta una serie di aspetti più critici, perché evidentemente c'è del rumore, c'è un problema ambientale e quindi bisogna lavorare anche in quella direzione lì. Però sicuramente l'impatto per il territorio in termini occupazionali, di sviluppo, di opportunità è notevole. Ecco, nel 2015 l'ONU ha approvato 17 obiettivi di sviluppo sostenibili. Alcuni sono, se vedete, non so, magari qualcuno li aveva già visti: zero povertà, zero fame, salute e benessere, la vita sulla terra, la vita nell'acqua, la pace, la giustizia. Sicuramente l'aviazione globale può agire in generale, essendo un motore di sviluppo sostenibile, può in qualche modo agire e portare a favore alcuni di questi parametri, di questi obiettivi, affinché si possa tutti assieme collaborare all'ottenimento degli stessi. Questa è un'agenda 2030 delle Nazioni Unite ed è sicuramente vero che un trasporto, come è scritto lì, sicuro, affidabile ed efficiente può sicuramente favorire l'ottenimento di questi parametri. Qui noi, ripeto, sempre questo è il nostro bilancio di sostenibilità, abbiamo anche una tabella che non vi annoio, che è scritta anche credo in piccolo, non so neanche se si vede nulla. Comunque, in buona sostanza, ecco, per i parametri di prima si vedono tutte le cose che noi continuiamo a monitorare e fare tutti gli anni, andiamo a vedere come abbiamo operato, come abbiamo performato, per andare nella direzione, per ogni singolo parametro, di portare un beneficio. Mi riferisco ad esempio al trattamento dei dipendenti, al training, alla qualità del loro lavoro, al rispetto delle norme di sicurezza, al rispetto delle normative ambientali, o al rumore che generiamo, alla capacità di monitorarlo e passare all'ARPA tutti i numeri con precisione e puntualità, alla disponibilità di un sito ambientale e quant'altro. Quindi c'è un'attività molto molto grande nell'aeroporto. Noi diciamo delle volte che sarebbe interessante che le persone vedessero un po' il backstage, perché il passeggero arriva in aeroporto, parcheggia la macchina, ritiene che tutto vada dritto, sia sicuro, prende un aereo e va dove deve andare, ma affinché questo succeda con tutta una serie di benefici e di impatti, noi abbiamo una struttura molto grossa, molto grande, che lavora in maniera approfondita e anche molto scientifica, proprio per andare a cercare tutti quegli impatti e quegli effetti indiretti che vengono generati dal passeggero che ha parcheggiato e se n'è andato, ma che invece sono importanti proprio per la sostenibilità dello scalo stesso.
Quando parliamo in uno scalo di sviluppo sostenibile arriviamo un po' a qualche punto interessante. Per noi che cosa vuol dire questo? Allora, sicuramente la transizione energetica, se ne parlava un po' anche prima. L'obiettivo, ormai se ne parla tutti, è di azzerare le emissioni di CO2 al 2030. Noi siamo i gestori, come dicevo prima, quindi noi guardiamo in modo particolare la produzione di CO2 e quindi il conseguente abbattimento della stessa per quanto riguarda noi, non le compagnie aeree. Con le compagnie aeree collaboriamo e sviluppiamo, facciamo parte di gruppi di lavoro internazionali per portare il nostro contributo nello sviluppo di quei velivoli a cui accennava prima il professore, quindi ad idrogeno, a celle di combustibile, eccetera. Però chiaramente noi come gestori dobbiamo immaginare di fare dei piani che portino ad azzerare le emissioni di CO2 che produciamo noi. Il ciclo dell'acqua, un'altra cosa importantissima, ridurre in modo drastico il consumo dell'acqua potabile utilizzando acque del depuratore o di altre forme. Questo è per noi un altro dei nostri temi importanti. L'intermodalità, anche qui se ne accennava prima, stiamo supportando lo sviluppo del treno in aeroporto, tra un po' cominceranno i lavori, il progetto si legge sui giornali, è stato affidato, entro l'anno inizieranno i lavori per finire nel 26. Poi c'è evidentemente il nostro core business, l'infrastruttura di volo. Noi qui ci siamo sempre posti l'obiettivo di massimizzare quello che abbiamo. Si può, anche grazie ad alcune tecnologie indicate prima, ad alcuni sistemi per mantenerle efficaci ed efficienti. Comunque vogliamo limitare al massimo l'utilizzo di nuove porzioni di suolo, quindi massimizzare quello che abbiamo con la nostra infrastruttura, le nostre piste, poi le vediamo rapidamente, per gli anni a venire, qui abbiamo citato addirittura fino al 2037. E poi evidentemente la parte gestione dei passeggeri, quindi terminali ed altri edifici. Noi da tempo già i primi ampliamenti, poi vediamo una slide veloce, ma magari tutti quanti voi siete stati in aeroporto, comunque sono tutti edifici che noi mettiamo sempre per norma nostra, devono essere certificati LEED Gold, che è diciamo il riconoscimento già molto elevato di impatto ambientale zero o molto basso, per utilizzare sia in fase di cantierizzazione che come vengono utilizzati i mezzi di cantiere, che quali sono i materiali che vengono utilizzati per edificare l'infrastruttura. Nella transizione energetica, adesso qui c'è un ciclo che così descrive un po' i nostri obiettivi. Noi abbiamo iniziato nel 16 e nel 17 a realizzare un grosso impianto di trigenerazione per produrre corrente elettrica, calore e freddo. Stiamo già immaginando come adattarlo e modificarlo anche per cambiare il gas d'ingresso, questo attualmente funziona a gas, però le riduzioni che noi abbiamo già valutato di energia elettrica che non compriamo e quindi qualcuno non la deve generare e i benefici complessivi sono notevoli. In più tutta la nostra energia elettrica già da molti anni è comprata solo certificata green, quindi noi abbiamo dei contratti molto, molto blindati e quello che noi comperiamo dalla rete è energia solo di tipo green. Dopodiché abbiamo cominciato anni fa e stiamo sviluppando impianti fotovoltaici, stiamo pensando a coperture sopra i parcheggi e quant'altro, questo per facilitare la produzione di energia elettrica dal sole chiaramente. Abbiamo già messo della geotermia e altra ne faremo, insomma c'è un team molto, molto corposo e nutrito di ingegneri che sta sviluppando tutta la parte dell'energia già fatto e futuri progetti, futuri sviluppi. Ecco, la centrale di trigenerazione, dicevo prima, questa è già operativa, è un impianto giusto per capirsi, sono 4 megawatt ed è stato un investimento un po' superiore ai 20 milioni di euro. Produce la corrente elettrica con 2 grossi cogeneratori, con i gas di scarico produce poi calore e con un ciclo frigorifero
può produrre poi buona parte del freddo che ci serve per il raffrescamento del terminal, che è praticamente la principale voce del nostro consumo energetico, se lasciamo stare le piste, ma comunque in generale la maggiore in assoluto. Quindi il raffrescamento dei terminal è sempre un po' il problema di tutti gli aeroporti. Da lì viene tutto il tema che dicevo molto velocemente prima, e me ne scuso, del discorso certificazione LEED, perché nella progettazione di questi edifici deve essere considerato quindi tutta una progettazione mirata al massimo contenimento delle dispersioni termiche, all'isolamento non solo acustico ma appunto anche della temperatura. Ecco, fotovoltaico e geotermia, quelle sotto sono le 3 caserme del distaccamento dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e del gruppo volo dei Vigili del Fuoco, quindi sono 2 Vigili del Fuoco e l'ultimo della Guardia di Finanza, che hanno già geotermia installata da alcuni anni, hanno pannelli fotovoltaici e sono sostanzialmente indipendenti. Quindi con loro è già stato fatto tutto l'allaccio opportuno con il gestore, con il provider dell'energia elettrica, affinché vengano gestiti correttamente gli scambi sui contatori. Queste unità, che comunque occupano molte centinaia di persone, da un punto di vista energetico hanno impatto sull'anidride carbonica nullo, non producono anidride carbonica. E sono dotati anche di pali geotermici che abbiamo messo anche in altre costruzioni, soprattutto su alcuni canali scolmatori che abbiamo fatto, che potranno essere nei prossimi anni collegati ad anello per portare acqua calda gratuita, ricavata dal palo geotermico. Per quanto riguarda l'acqua, noi abbiamo proprio recentemente inaugurato il nuovo grande depuratore che abbiamo, che permette, da un certo punto di vista, è stato rilocato perché rispetto al vecchio, perché dove sta il vecchio passerà il treno, quindi doveva comunque essere rifatto. Ma con l'occasione abbiamo realizzato un impianto di ultimissima generazione che forse si vede dopo, quindi ve lo racconto, poi rapidamente vediamo qualche foto. Ecco, il punto saliente è che ci permette di risparmiare circa 420.000 metri cubi, 420.000 metri cubi di acqua all'anno. Quindi è acqua che può essere tutta riutilizzata, perché con tutta una serie di step, molto con tecnologia recente di filtrazione delle acque depurate, noi possiamo andare a fornire l'acqua per uso non potabile, che in aeroporto è enorme, basta pensare ad esempio alle toilette, oppure al raffreddamento di tutte le torri evaporative. Quindi 420 milioni di litri d'acqua, ecco, questo è in litri, in metri cubi, che vuol dire circa 170 piscine olimpioniche. Quindi noi trattiamo tutta quest'acqua, e questa è acqua che non verrà più gestita, prelevata dalla rete. Per l'acqua abbiamo anche già realizzato un grande bacino di espansione e di laminazione, 100.000 metri cubi questi sono, lo vedete lì indicato con il tratteggio rosso, di nuovo per garantire il rispetto del bilanciamento idrico e di collettamento di tutte le acque di prima pioggia, qualora ci siano, ahimè non ce ne sono, ma se ce ne tornassero a essere, delle inondazioni di particolare entità. Quindi è una grande vasca verde, coltivata al momento, che però ha bisogno, con un sistema di canali e di canali di collegamento e di pompe di sollevamento, può portare l'acqua in questo grande bacino di laminazione, garantendo l'incolumità di tutto il territorio ed evitare allagamenti. Ricordo che tutte le acque che noi trattiamo sul piazzale sono acque che sono sempre completamente trattate, gestite, controllate e ambientalmente verificate da ARPAF prima di essere riversate o nei canali scolmatori, oppure dove abbiamo l'accesso garantito e permesso, in laguna. L'altro tema grande di un aeroporto, sempre un po' per guardare del backstage, sono i rifiuti. Noi produciamo tonnellate e tonnellate di rifiuti. Allora abbiamo già una raccolta differenziata che ormai è ad un'elevatissima percentuale, e abbiamo anche realizzato un primo tratto di un impianto di collettamento dei rifiuti a pressione pneumatico, che collegherà tutti i nostri terminal presenti e futuri e che permetterà di portare direttamente il sacchetto, opportunamente gestito,
nei punti di conferimento. Questo ha un impatto di nuovo positivo anche sulla CO2, perché ci saranno meno mezzi che si muovono per l'aeroporto, meno raccolta di rifiuti, un aspetto migliore della gestione del cliente, del passeggero, una migliore customer experience. Anche questo sarà il primo aeroporto in Italia ad avere un sistema di questo tipo. Infrastruttura di volo, qui andiamo sul nostro core business, noi sostanzialmente muoviamo degli aerei e dei passeggeri. Allora, noi abbiamo recentemente rifatto completamente le piste di Venezia, un lavoro che ha superato i 130 milioni di euro di investimento e che ha avuto la peculiarità di essere stato realizzato ad aeroporto sempre operativo, quindi scambiando le piste con un sistema di safety management system, ne accennava prima il professore, molto spinto, perché lavorare sulla safety in piazzale e sulla pista è uno dei grandi punti del futuro per massimizzare le strutture aeroportuali. Ecco, quello che noi abbiamo ci ha già permesso di fare un lavoro di questo tipo che è stato, adesso si vede, insomma si capisce, non è stata una riasfaltatura, cioè abbiamo fatto lavori molto importanti che hanno impattato completamente tutta la pista principale, tutta la secondaria, rifacendo anche tutte quante i raccordi di uscita dei velivoli. Questa è la pista come è stata progettata. Noi attualmente abbiamo una pista di 3.300 metri, che è la pista principale che sto indicando, adesso è diventato blu, meglio che non indico. Poi c'è quella più corta, più diciamo la secondaria a 2.700, con questi lavori è stata allungata a 3.300. Prima il professore parlava della Runway End Safety Area, che è un'area obbligatoria per lasciare che un decollo abortito, l'aeroplano possa ancora frenare dopo la fine pista. In questo caso non c'è quel pezzo e quindi questa al momento viene usata come taxiway e rimane come pista solo per il tratto più corto, 2007. Però intanto abbiamo realizzato questo, poi in futuro ci saranno ulteriori miglioramenti. Abbiamo cambiato tutti i raggi di raccordo, che sono diventati molto più dolci. Questi permettono di nuovo di far uscire gli aerei prima, più velocemente, quindi la runway occupancy, che è uno dei temi che si discute con ENAV con la V, che sono i gestori del volo del traffico, escono più velocemente dalla pista e consumano meno carburante e quindi inquinano meno e riducono la CO2. Quindi tutta questa serie di interventi, da un lato, migliora l'efficienza della pista. Come dicevo, noi abbiamo intenzione di usare la nostra pista, non abbiamo intenzione di fare altre cose. Dall'altro ha un beneficio netto sulla parte ambientale perché, ripeto, gli aerei arrivano quindi prima nei loro stand, si fermano e lì c'è tutta una gestione ottimizzata per gestire in maniera opportuna il block off, il block on, l'accensione dei motori e quant'altro, e questo complessivamente ha un impatto enorme sull'inquinamento e sul rumore e sulla CO2 generata nello scalo quando l'aereo è a terra, perché considerate che su 300 movimenti al giorno, se ogni movimento uno risparmia, anche ne so, 3 minuti, sono 900 minuti di risparmio di carburante o di rumore e di quant'è. Noi abbiamo dei sistemi molto evoluti a livello europeo, in realtà, di gestione del traffico, che in funzione della situazione reale di dove sono gli aeroplani e della disponibilità degli aeroporti di arrivo di accettare il velivolo, danno lo start-up del motore corretto, non quello standard, ma rispetto al tempo reale di quando l'aereo può effettivamente accendere i motori. Anche questo si chiamerebbe Airport Decision Collaborative Decision Making, ADCM. È un sistema informatico evoluto che permette quindi di far sì che, per esempio, il taxing degli aerei sia al minimo. Invece che farli partire a un'ora standard, al limite, come dire, si aspetta fin tanto che non c'è l'ok della torre a decollare, vengono accesi i motori e vengono mossi i velivoli in funzione di quando effettivamente il traffico che poi troveranno in aria e l'aeroporto di arrivo li potrà accettare. Quindi ci sono dei benefici importantissimi da un punto di vista ambientale e di rumore in generale anche da questo aspetto qui.
Questa è una foto bella che ci piace far vedere del lavoro finito poi 2 anni fa quasi. Qui si vede appunto la pista secondaria allungata, si vede la piazzola di turnaround, si vede la pista principale completamente rifatta. Questa è una vista, diciamo, da Jesolo. Venezia sta verso la fine della diapositiva. Ecco, questo è il nostro schema attuale di volo. Noi questo proponiamo, non abbiamo in mente di fare cose strane. Questa è la nostra pista, noi con questo opereremo, perché riteniamo che sia più che sufficiente per quello che ci serve. Passo all'intermodalità. Allora, sicuramente il treno per noi sarà un evento importantissimo. Il progetto, l'appalto è stato assegnato, RFI sta realizzando il progetto esecutivo, i lavori cominceranno entro quest'anno, probabilmente durante l'estate o poco dopo, e nel 26 dovrebbe essere completato. Molto se ne è parlato, penso che il tragitto più o meno l'abbiate visto tutti. È un tragitto complesso, in superficie fino alla fine della bretella, fino a qua, poi progressivamente scende, va sottoterra, quindi tutto questo tratto qua è interrato, fa il famoso cappio, gira e torna indietro. Per noi ha un impatto enorme. Noi abbiamo un team molto polifunzionale che sta lavorando con RFI proprio per scongiurare problemi particolari, perché questi lavori avranno una durata importante, sia complessiva sia giornaliera, perché lavoreranno sostanzialmente 24 ore al giorno, e quindi è importante che tutti i nostri servizi, sottoservizi, le vie di accessibilità, le eventuali riprotezioni di edifici che vengono interferiti e quant'altro vengano gestiti. Questo per noi è il grosso passo in avanti sull'intermodalità. Abbiamo fatto delle valutazioni di cosa succederà poi delle zone di parcheggio, di cui si accennava prima, ma sicuramente l'avvento del treno darà un grosso beneficio allo scalo di Venezia. Evidentemente meno le persone arriveranno in macchina, più ci saranno 0 emissioni di chi arriva in aeroporto con una vettura. Posso fare 2 parole sul discorso droni, sentivo parlare prima. Allora, Save con Aeroporti di Roma, di Bologna e di Nizza ha costituito una società che si chiama Urban V, e che è una società che ha come mission la progettazione di vertiporti. Noi crediamo tutti molto, perché in effetti si diceva bene prima, questo è un futuro che non è un futuro anteriore, è un futuro lontano, è un futuro molto molto prossimo. Ci sono già costruttori di macchine, droni elettrici, multicotteri elettrici, chiamiamoli un po' come vogliamo, pronti a certificarli presso EASA. E quindi è necessario essere pronti a cogliere questa sfida, sia per il trasporto di persone che per il trasporto di merci. Quindi i vertiporti sono quelle aree che possono essere nel sedime aeroportuale, oppure possono essere anche nelle città o sui tetti di un ospedale o vicino ad una zona industriale, dove questi droni possono atterrare, decollare, essere gestiti, quindi sostanzialmente ricaricarsi o scambiare le batterie nel caso siano droni che hanno lo swap delle batterie. Adesso ce ne sono ormai una ventina nel mondo di grosse società che stanno sviluppando macchine di questo tipo. Ripeto, alcune tra l'altro ce ne sono anche di innovative già ad idrogeno, oppure ci sono quelle tipiche con il cambio del pacco di batterie, oppure come le vetture elettriche che si vedono in giro con la ricarica diretta della macchina. È chiaro che questo implica grandi scelte in termini di progettazione del vertiporto, perché se la macchina deve star ferma per ricaricarsi è diverso che se invece scambio la batteria e posso utilizzare quello stand per far ripartire la macchina stessa. Ci si arriverà. Urban V ha un progetto già, è andato anche su tutti i giornali per quanto riguarda Roma, già nel 24-25, e chiaramente lì la grande sfida sia con ENAC che con ENAV, che sono sempre i nostri 2 stakeholder più vicini, quindi chi gestisce il traffico aereo, cioè l'ENAV, e chi scrive le procedure per gestirlo, cioè l'ENAC, oltre a scrivere le nostre assieme a noi per gestire poi a terra tutto quello che succede.
Qui c'è un grande lavoro che stiamo facendo assieme a loro, perché bisogna scrivere nuove procedure, nel senso che queste macchine voleranno ad un'altezza, adesso nominalmente sotto i 500 piedi, dove in questo momento non ci sono procedure scritte per permettere il volo, se non è un volo sperimentale o un volo calcolato, immaginato, magari fermando un aeroporto vicino. Qua invece si pensa in un futuro che siano un sistema di intermodalità parallelo a tutti gli altri, non bloccante per gli altri, quindi non ha senso farlo se devo fermare i voli commerciali, devo poter fare questo mantenendo tutto il resto delle varie intermodalità efficaci. E di nuovo il risk assessment, valutazioni più evolute del modo di rischio, l'SMS, tutti i sistemi a cui faceva anche prima accenno il professore sono fondamentali, perché anche un treno è un pericolo per un drone se ci casca sopra, quindi ci sono, diciamo, tutta una serie di analisi che stiamo guardando, si stanno facendo a livello europeo e anche italiano, però è un futuro che arriva di sicuro. Terminal, poi credo di aver finito. Allora, noi come dicevo è già LEED certificato e quant'altro. Dal 17 abbiamo fatto un primo grosso ampliamento, che è l'ampliamento che noi chiamiamo TL1, e che in pratica ha trasformato la zona antistante al terminal, lo vedete lì in alto com'era, questo, abbiamo aggiunto questa parte qui marrone e praticamente trasformando la superficie esterna dell'edificio, questa, in superficie interna, e coprendo con una copertura di nuovo con cristalli ad altissimo isolamento termico, assorbimento, tutte della luce e quant'altro, per gestire con luci LED, come vedete, eccetera, nella maniera più green possibile questo ampliamento di 11.000 metri quadri, che ha permesso un grosso aiuto per quanto riguarda la parte land side del terminal, dove prima eravamo sicuramente un po' costipati. Sapete che noi, il terminal è diviso in area landside e area airside. In generale l'aeroporto è diviso tra landside ed airside. L'airside è dove c'è la security, dove ci sono i varchi di sicurezza. Chiaramente da là in poi il passeggero è pulito e quindi c'è tutta una serie di criticità e di peculiarità di come gestire un passeggero dopo la security verso gli imbarchi, come gestire il piazzale, i voli e quant'altro, ma è una zona isolata, è una zona pulita. La zona invece pubblica, dove abbiamo dovuto fare noi questo intervento, è quella che si chiama landside. Già nel 2014 avevamo approvato un progetto complessivo di ristrutturazione del terminal. In alto lo vedete il terminal attuale con l'ampliamento che dicevo prima, con questo. Quindi questo è il nostro terminal attuale con questo ampliamento, che è quello che abbiamo già fatto. Adesso abbiamo fatto un piccolo pezzettino lì, ma indifferente. Questo è come diventerà il terminal. Gli anni del Covid evidentemente hanno rallentato tutte le progettazioni e le fasi di sviluppo. Ora stiamo ripartendo e quindi progressivamente arriveremo a ampliare, per quanto riguarda soprattutto i gate d'imbarco a remoto, la nostra infrastruttura principale, che assumerà questa forma ad ala, che è stata già approvata appunto ormai parecchi anni fa. L'obiettivo è la più alta possibile, la più alta sostenibilità dell'edificio, quindi applicazione anche qui dei criteri ESG, l'innovazione tecnologica, lo sviluppo armonico della struttura, gli standard di servizi che vogliamo siano elevati per lo standing di Venezia che ha sempre avuto. È importante una progettazione resiliente, perché diciamo impianti e spazi devono tener conto degli effetti dei cambiamenti climatici. Questo era un tema sollevato prima che è veramente molto importante, cioè anche questa siccità, questi cambiamenti climatici a cui stiamo andando incontro non possono non avere, non devono essere non considerati nella progettazione di queste grandi infrastrutture. Perché i tempi delle infrastrutture, lasciando stare il solito discorso in Italia siamo veloci, siamo lenti, ma diciamo tempi di infrastrutture di questo genere sono sempre tempi lunghi. Ora che c'è tutta la fase di progettazione, di accettazione, di approvazione, poi di gara, perché sono investimenti grandi, parliamo di centinaia di milioni di euro, e di realizzazione corrono molti anni, quindi un po' lo strabismo manageriale, cioè il guardare quello che succede domani e riuscire a gestire il traffico come ce l'avrò domani, ma riuscire a guardare anche più a lungo è fondamentale, perché altrimenti si perdono le sfide e ci si ritrova con strutture che non sono conformi a quello che
sarà, che ci piaccia o meno, il nostro futuro in bene o in male. Vi ringrazio per l'attenzione. Questo è un po'. Passo la parola all'architetto. Sì, faccio una presentazione veloce. Sì. Bene, ringrazio l'ingegner Fischer per la presentazione molto interessante, soprattutto essendo calata sulla realtà locale, ha permesso di fare degli approfondimenti che erano molto mirati e di interesse, in particolar modo con riguardo agli aspetti della sostenibilità, dell'intermodalità, del ciclo dell'acqua, la geotermia, che non erano stati affrontati in precedenza. Ora è la volta dell'architetto Anna Buzzacchi, laureata in architettura allo UAV di Venezia, ha svolto per diversi anni attività professionali di progettazione e direzione lavori, di cui si occupa tutt'oggi in interventi di restauro e riqualificazione funzionale di edilizia storica di pregio. Fra le opere e gli edifici di cui si è interessata, Villa Emo di Andrea Palladio a Vedelago, restauro del ciclo pittorico di Tiepolo a Palazzo Labia a Venezia, restauro delle facciate Palazzo Ducale, Palazzo delle Prigioni, Ponte dei Sospiri a Venezia, Scuola Grande della Misericordia di Jacopo Sansovino a Venezia, Teatro Italia a Venezia. È stata membro di diverse commissioni fra il 1985 e il 2009 per il Comune e la Provincia di Venezia. Dal 2013 al 2021 presidente dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia. Dal 2021 fa parte del Consiglio nazionale ed è responsabile del Dipartimento Patrimonio Culturale, Ambiente e Sostenibilità. Il suo intervento riguarda il tema infrastrutture e forma del territorio. Prego. E dopo porre i ringraziamenti a Laura Facchinelli e alla sua rivista e all'Ateneo Veneto che ci ospitano, e soprattutto all'intervento che mi ha preceduto per la chiarezza con cui ha affrontato gli obiettivi di sostenibilità dell'aeroporto vicino al quale viviamo quotidianamente. È confortante il mio intervento, che affronta più in generale il tema del rapporto fra l'aeroporto e lo spazio circostante e l'ambiente e il paesaggio. Credo che è di soddisfazione sentir parlare degli obiettivi che l'aeroporto, che la SAVE si sta ponendo rispetto all'agenda ONU e la gestione dei cicli energetici, dei cicli della transizione ecologica. Credo che questo, non ultimo la notizia che lo spazio che sta occupando verrà valorizzato ma non ampliato. Mi sembra una scelta in questo momento interessante, in questo momento in cui poi altri progetti su quell'area stanno dibattendo e stanno agitando la situazione locale e la politica territoriale locale. Non voglio entrare nel merito di altri progetti. Sicuramente il discorso del rapporto fra infrastruttura e paesaggio, che farò in termini generali, riguarderà anche alcune precauzioni o alcune attenzioni nella progettazione della bretella intermodale, della bretella ferroviaria che dovrà essere realizzata. In questa società in cui i rapporti interpersonali vanno sempre più aumentando, è chiaro che gli aeroporti assumono un ruolo primario non solo di collegamento e di sviluppo economico, ma stanno diventando in generale nel mondo delle vere zone di passaggio, di attesa, stanno diventando degli spazi urbani, fra virgolette, ma comunque degli spazi che ci divengono più familiari, non sono più solo degli spazi di passaggio, ma il dibattito in corso
a livello mondiale, internazionale, è quello di rendere l'aeroporto quasi una città nella città, di costruire dei centri, di farlo diventare centro di incontro culturale, commerciale, un elemento all'interno del paesaggio della città, non un elemento, cioè la città aeroportuale. Mi sembra che questo dibattito sia in corso a livello internazionale. Qui sto proiettando il Cercle di Zurigo. Il Cercle di Zurigo si pone come costruzione sicuramente sostenibile, perché ha raggiunto il grado LEED Platinum e quindi con un'attenzione a tutti quegli aspetti che già l'ingegnere illustrava per il Marco Polo come tendenza, però e addirittura affrontando uno spazio a parco nell'ambito della progettazione dell'edificio, viene pubblicizzato come un parco in cui la gente trova il piacere, una presentazione per Zurigo, per l'ambiente della città, in cui la gente trova il piacere di fare i picnic, però, dunque, per andare avanti, eccola. Però è un vero e proprio grande edificio con una logica tutta di sostenibilità, a mio giudizio, più interna che esterna. Ed è questo, secondo me, l'elemento che un po' preoccupa. Siamo stati rassicurati nella nostra zona sull'aeroporto di Tessera, però la tendenza è quella di creare delle città aeroporto. Questo viene pubblicizzato come il primo di un esempio sostenibile. Lo presento e lo lascio alla nostra, con una domanda, probabilmente un intervento molto interessante, però con una logica di sostenibilità molto interna. Questo è il parco che vedevamo nella parte retrostante dell'edificio. Rimane per me una domanda. In generale, nel nostro paese le infrastrutture, le grandi infrastrutture hanno fatto parte della politica, sono stati obiettivi primari della politica del nostro paese, sia per la forma che il nostro paese ha estremamente allungata, per le caratteristiche che il nostro territorio ha. Il piano, guardando però nella mia incompetenza, il piano nazionale aeroportuale, di cui questa carta fa parte, questa valuta con i simboli degli apparecchi in verde e in rosso la capacità di assorbimento dei flussi e degli aumenti di flusso al 2035. Quelle rosse risulterebbero come airside carente, quelle verdi come airside sufficiente, ma vedete che quelli verdi sono estremamente pochi. Cosa vuol dire questo? Nel piano nazionale mi sembra di poterlo leggere come una logica del piano nazionale che affronta la sostenibilità economica delle strutture aeroportuali, ma affronta la sostenibilità come piano, però ammetto i limiti nella mia capacità di lettura di una materia di cui non mi occupo. La sensazione è che ci si stia occupando della sostenibilità economica del sistema di mobilità nel nostro Paese, ma che non ci si stia occupando complessivamente, dal punto di vista istituzionale delle autorità preposte, della sostenibilità negli altri aspetti, sociale ed ambientale.
lo lascio anche questo come elemento al dibattito, soprattutto a chi è più esperto di me, però le logiche che io ho letto sono di sopperire, di colmare le carenze di tipo strutturale, di valorizzare la capacità inespressa in termini di adeguamento delle strutture di volo, di supporto ai servizi e di miglioramento dello spazio aereo. Quindi una logica di sviluppo per superare più i vincoli imposti dalla gestione dello spazio aereo che non i vincoli ambientali che il Paese pone. È tutta una lettura critica di domanda che io faccio, però questa è la sensazione nell'ottica della sostenibilità che io credo di leggere. Viene definita sempre nel piano un'ottica sostenibile, innovativa, intermodale, digitale, con un ruolo di servizio al territorio e al passeggero verso un trasporto modale, sicuro, efficiente, interconnesso e green. Alla fine viene inserita la parola green probabilmente interpretata all'interno per il miglioramento della gestione e della realizzazione degli edifici, più che green nei confronti dell'analisi e della conoscenza del territorio circostante. Io credo che i problemi legati, valga la pena, visto le caratteristiche qualitative del nostro territorio, che i problemi legati alla mobilità e allo sviluppo economico del Paese debbano essere affrontati anche sotto altri aspetti. Gli aeroporti, questo è l'aeroporto di Aldo Rossi a Linate, gli aeroporti fanno parte della nostra storia, hanno contribuito alla storia dell'architettura del nostro Paese. Aldo Rossi è uno dei primi a Linate. Eero Saarinen all'aeroporto Kennedy di New York. È una struttura che ancora esiste, che viene mantenuta, che è stata recuperata, ma nel momento in cui ha dichiarato la sua incapacità di sostenere il ruolo di edificio aeroportuale, è diventato un albergo. Questo è l'interno dell'edificio di Eero Saarinen, è diventato un albergo restaurato, mantenuto nelle sue caratteristiche ed ha cambiato funzione, ma questo secondo me è un esempio interessante, più unico che raro, ma molto interessante. Questo è l'aeroporto di Rogers. Questi sono sempre aeroporti che hanno fatto un po' la storia dell'architettura e li cito perché fa piacere comunque ricordarli. Rogers a Madrid, Foster a Pechino, e invece oggi abbiamo degli edifici che giocano sulla spettacolarità. Questo edificio è l'edificio di Singapore, è una grande bolla di vetro, un grande Kew Garden enorme in un territorio ampio, molto ampio, è un edificio isolato, molto ampio, però dentro anche queste sono scelte di spettacolarità che mi pongono dei problemi. C'è una cascata d'acqua che continua a cambiare colore, con tutta una vegetazione e con una scelta molto accurata degli studi di compatibilità dell'ambiente, di biodiversità, cioè tutto un discorso interessante, ma non so se questo sia la vera applicazione di quella materia. Tendono oggi molti aeroporti, questo è Shenzhen, tendono alla spettacolarità e forse anche alla sostenibilità con una logica tutta particolare all'edificio in sé.
Poi ci sono tutta una serie, poi magari li faccio passare, di aeroporti che invece si avvicinano alla città e che hanno fatto delle scelte che non sono tanto dissimili dall'ambientazione. Questo è Rio de Janeiro, e che si avvicinano alle scelte che sono state fatte a suo tempo per l'aeroporto del nostro territorio. Mi viene una riflessione. I grandi terminal ferroviari di ieri sono diventati i centri urbani di oggi, ma gli aeroporti, le grandi infrastrutture territoriali saranno i centri urbani di domani? A me viene da dare una risposta negativa, perché rimane comunque sempre una grande contraddizione e un grande problema da risolvere fra la fra l'infrastruttura e il rapporto con il territorio circostante. Non credo che la città riesca a acquisire, a inglobare, per le dimensioni che ha l'infrastruttura aeroportuale, non credo che l'aeroporto possa trasformarsi in pezzo di città, malgrado le tendenze, il dibattito, ma io credo che l'aeroporto la grande infrastruttura oggi debba preoccuparsi del rapporto con l'ambiente, ma il rapporto anche col paesaggio nel territorio, con l'ambiente sociale che vive nel territorio, e capire come rivedere i modi come queste infrastrutture si rapportano al paesaggio. Le infrastrutture in passato riuscivano a far parte del paesaggio, in fondo il paesaggio è la trasformazione, il paesaggio è sia naturale ma per la gran parte è frutto della trasformazione dell'uomo, dell'azione umana. Quindi le infrastrutture si sono molto spesso rapportate, hanno sempre trasformato il paesaggio. Oggi le grandi infrastrutture devono porsi il modo e devono porsi come rapportarsi al territorio, tanto più in questa fase di transizione ecologica. Io credo che le reazioni, parliamo anche dell'alta velocità, parliamo di altre grandi infrastrutture, io credo che la reazione negativa delle popolazioni per l'inserimento di questi elementi anche necessari di novità e di trasformazione possa essere recuperata promuovendo una progettazione non dell'oggetto in sé, ma una progettazione integrata, partecipata, che coniughi la tutela con la trasformazione dei territori. Dobbiamo promuovere, io credo, in questo tema, e i progettisti sono chiamati a farlo a tutti i livelli, a tutte le scale. Per evitare le conseguenze negative dobbiamo promuovere processi trasparenti, partecipati, preoccuparsi della qualità della progettazione, affrontare gli obiettivi dell'agenda ONU 2030 vuol dire anche questo, vuol dire proprio questo, io credo, occuparsi della qualità della progettazione ma anche della qualità della gestione dei nostri progetti. Goethe diceva che il paesaggio era forma plasmata che vivendo evolve. Io credo che questa frase sia assolutamente ancora valida e che noi dobbiamo riuscire a coniugare l'evoluzione del territorio, però conoscendo quali sono gli elementi del territorio. La prima parte di un progetto di trasformazione è la conoscenza degli elementi del territorio, la conoscenza degli elementi percepiti,
nel territorio. Se noi partiamo dall'indagine, dall'analisi degli elementi che vengono percepiti in un paesaggio, credo che abbiamo già fatto metà del nostro progetto di intervento. E quindi la lettura del territorio deve coinvolgere un insieme di competenze, deve riuscire a leggere tutti gli aspetti del territorio, sia quelli economici, ma anche quelli paesaggistici, culturali e soprattutto sociali. In questo modo la progettazione delle grandi infrastrutture credo che possa dialogare con il territorio al quale inserirsi e governare la trasformazione dei territori nei quali si inseriscono. Oggi spesso il progetto dell'infrastruttura tende poi ad avere una concezione di intervento di rimedio e di mitigazione a posteriori. La progettazione integrata comporta il progetto dell'infrastruttura e delle opere di mitigazione e degli interventi di mitigazione. Deve essere una progettazione unitaria, integrata, che affronta tutti gli aspetti e per i quali poi la compatibilità con il territorio è assolutamente parte del progetto e il risultato del progetto. Nel nostro territorio la bretella credo che ponga questi temi e che il modo per affrontarlo siano questi criteri. Io credo che solo con uno sforzo di questo tipo nella progettazione della bretella, la bretella è assolutamente necessaria, ma può diventare anche assolutamente un elemento di progettazione mitigato nel territorio, assolutamente compatibile con il paesaggio nel quale va a calarsi. Questi sono una serie di... questo è Gibilterra, questa è Nizza, e ho ricavato alcuni aeroporti che non sono tanto dissimili da Tessera e che si rapportano, poi sono molto vicini alla città. Tessera è inserita in un ambiente di particolare delicatezza perché è inserita nell'ambiente lagunare, però anche questa è in Irlanda, questo è assolutamente mimetico, ma questo è un esempio irripetibile, credo, di... Questa è Hong Kong, questo è Sydney, questa è l'isola artificiale di Osaka fatta da Renzo Piano e questo è l'aeroporto di Delhi in cui sembra quasi finto come progetto, ma si sono posti il problema di creare una via verde per l'accesso all'aeroporto, quindi hanno mitigato la via di accesso. Progettualmente non commento, però è un po' l'indicazione che viene da quel ragionamento che cercavo di fare prima e che oggi ci dovrebbe vedere impegnati per i collegamenti con l'aeroporto di Tessera. Venezia è in un ambiente, questa purtroppo è una brutta immagine presa da Google Earth, però era l'unica che avevo come cosa aerea, però dimostra quale delicatezza, la delicatezza dell'inserimento del nostro aeroporto nell'ambiente circostante. La laguna, ambiente delicatissimo da una parte, ma anche tutto un ambiente ancora naturale con la vicinanza urbana di Tessera, di Campalto e di Favaro, ma io credo che i temi che sono stati trattati risolvano il problema, possano risolvere in prospettiva, la ricerca risolverà il rapporto con i cittadini, il rumore, l'inquinamento. Io credo che la ricerca, fiducia che ormai il carburante che cambierà, io credo che quelli saranno problemi risolvibili. Però
bisogna comunque che siano risolti anche gli impatti sociali e gli impatti ambientali, non solo all'interno della struttura, dell'infrastruttura, ma anche all'esterno. Io finirei con una citazione della Convenzione europea, la Convenzione europea sul paesaggio, che individua il paesaggio, promuove il paesaggio a componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità, del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità. Quindi credo che occupandosi dell'infrastruttura stia diventando fondamentale occuparsi dell'ambiente esterno, del paesaggio, del territorio, una visione olistica del territorio, degli aspetti del territorio, e far rientrare tutti questi aspetti anche nelle considerazioni che vengono fatte nella gestione e nella gestione dello sviluppo delle infrastrutture non solo aeroportuali, ma delle grandi infrastrutture. È un invito da parte di una competenza professionale che non è quella trattata oggi. Grazie. Ringrazio l'architetto Buzzacchi per la presentazione, che è senz'altro complementare a quelle precedentemente effettuate e che ha permesso di fare degli approfondimenti su alcuni aspetti che forse non erano stati toccati, se non in modo diverso, quali ad esempio quello della progettazione delle aree di terminal, oppure quello della progettazione integrata della qualità della progettazione e della gestione, che certamente nell'aeroporto di Venezia trovano esplicitazione. Grazie, cederei momentaneamente la parola alla dottoressa Facchinelli per una comunicazione. Innanzitutto volevo ringraziare sia i relatori che tutti quanto il pubblico e anche le persone che sono collegate, appunto, che sono molto numerose. E volevo dire che il quarto appuntamento di questo quarto ciclo di incontri che abbiamo organizzato con il professor Michelangelo Savino e con l'ingegnere Giovanni Giacomello si svolgerà il 20 aprile. Le conseguenze logistiche, territoriali e ambientali del commercio online, quindi un tema abbastanza particolare che nasce da un numero monografico della rivista Trasporto e Cultura già appunto prima citata. Verrà coordinato questo convegno da Michelangelo Savino, ecco, poi presenteremo un attimo la rivista, e poi interverranno Luca Tabini, che è docente al Politecnico di Milano, e Marco Falsetti della Sapienza Università di Roma. Ecco, importante notare che l'inizio di questo convegno sarà alle ore 15, quindi prendete nota che insomma cambierà l'orario, e quindi spero che saranno numerosi i partecipanti anche in questo quarto incontro, che sarà l'ultimo. Grazie. Grazie, allora io considero chiuso questo convegno, ringrazio ancora Ateneo Veneto per l'ospitalità e poi desidero ringraziare i relatori nell'ordine di apparizione, l'ingegnere Corrado Fischer, l'architetto Anna Buzzacchi, oltre che naturalmente tutti i presenti qui in Ateneo Veneto e anche nelle proprie sedi. Grazie e buonasera. Grazie a voi.